Come potete vedere, il nuraghe qua dietro dista, quanto sarà? Cinquantina di metri, Andrea? È un nuraghe molto panoramico, alle sue spalle tutta la costa di Colostrai, di Ferrage, con le sue lagune e la foce del fiume Mendoza, quindi un nuraghe che ha, come potete ben vedere, una visuale straordinaria, ma andiamo adesso a vederlo nel dettaglio. Cari amici di Archeosarrabus, buon sabato. Oggi con Andrea stiamo andando nel Paese delle Meraviglie, passando adesso da questo sentiero a questo passaggio tra due mondi paralleli. Ci ritroveremo in un nuraghe che è molto bello, ancora abitato. Dovremmo fare con molta calma, quindi avvicinarci con molta calma, perché ci vive ancora gente e non sappiamo come potrebbero reagire alla vista di gente che, come potete vedere, non rientra nei loro canoni. Ora ci immergiamo qua nella nebbia. E sparisci proprio nella nebbia. Stai sparendo.